Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook Fruttagel, scelta naturale. Psst, psst, sai la novità? Stanno per arrivare le linee di biscotti Leonardo da Cesenatico nei migliori negozi, sapori e profumi della Romagna per i palati più raffinati. Cosa? Sì, dall'esperienza delle pasticcerie del dolce salato di Cesenatico ed ispirati al genio di Leonardo e dal progetto Vinciano del Porto Canale di Cesenatico nasce una nuova linea di prodotti da forno con ingredienti genuini e da agricoltura biologica, sapori tradizionali e moderni allo stesso tempo, gusto e benessere con linee natura, bio e bio-vegana rivolti a coloro che apprezzano la qualità in famiglia in ogni momento. Leonardo da Cesenatico, prodotti da forno di alta qualità con ricette originali contraddistinte dal rigoroso utilizzo di ingredienti e prodotti made in Italy. Biscotti nelle linee classici, ricetta tradizionale, solo natura, bio, vegana, bio-vegana e benessere integrali senza zucchero, plum cake classico e bio, wafer, torte. Leonardo da Cesenatico, ispirati all'accoglienza e alla tradizione gastronomica romagnola, sta per arrivare sulle vostre tavole. Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione. Ora ci trovi anche nei punti vendita di Conad Pinarella a Cesenatico, Iper Punta di Ferro a Forlì, Dogana Alimentari a Dogana di San Marino, Fiorentino Alimentari a Fiorentino San Marino. E siamo presenti in tutta la catena del Gigante, in Lombardia e per l'Emilia Romagna nei seguenti punti vendita, a Bologna e a Piacenza. Dalla passione per la frutta di natura nuova, tanti gustosi prodotti ottenuti con frutta fresca selezionata che conserva inalterate tutte le sue proprietà nutritive. 100% frutta senza conservanti e zuccheri aggiunti. Tutta la freschezza, la genuinità e il sapore della frutta racchiusi in pratiche monoporzioni da portare sempre con te. 3 prodotti pensati da natura nuova: Frullà, 100% frutta frullata nella pratica confezione richiudibile, la soluzione ideale per avere la merenda sempre con te. E Natura Nuova Bio, solo polpa di frutta biologica ottenuta nel pieno rispetto della natura. In 2 parole, Natura Nuova, il nuovo piacere della frutta, ma veloce da consumare e per tutti, in ogni momento della giornata, a colazione, a merenda ed anche in ufficio. Questa sera siamo all'interno di una festa dell'unità e c'è una bellissima gara che si preannuncia essere anche molto colorita, molto colorata e molto affollata, perché ho visto che ci sono già tanti bambini. Sì, è una novità per noi perché i bambini nella festa dell'unità, insomma, la fa le Alfonsine di solito in luglio e anche il San Patrizio qui fa questo esperimento, però vedo che è molto riuscito, dai. A me piacciono molto queste tappe serali, Francesco, e a te? Anche a me, perché si va verso, diciamo così, il fresco, non verso il caldo, adesso specialmente d'estate. Voglio anche invitarvi a tenere presente che adesso vi diamo un mese di ferie perché le mamme vadino al mare a prendere il sole e altro, si arrangeranno loro. Però ricordo che riprendiamo il 7 di luglio alle ore 20 alla festa dell'unità, tanto per cambiare di nuovo, ad Alfonsine, e sarà l'11ª prova del calendario delle promesse di Romagna. Quest'anno siamo stati costretti, ma una costrizione ben volentieri, a sdoppiare le nostre gare. Sai che avevamo la gara nazionale, per una questione di categorie abbiamo dovuto fare la nostra gara ufficiale delle promesse di Romagna e spostarla questa cosa. Ma siamo ben contenti, soprattutto abbiamo voluto
unire il divertimento a tutti gli effetti. Il discorso del castello, dei giochi, a tutti i bambini diamo omaggio un buono per poter andare a divertirsi fra una partenza e l'altra, per far sì che passino il tempo, intanto che gli altri corrono, possono venire a divertirsi nel frattempo che aspettano le premiazioni, per far sì che abbiano una serata il più piena possibile, ma di divertimento. Intanto ovviamente un vivo ringraziamento a tutto lo staff del PD, perché intanto ci hanno dato lo spazio, la possibilità di allestirci in un certo modo, per cui un vero e proprio ringraziamento. Ecco, sicuramente, ma questo vedi è il discorso dell'aiuto fra volontari, qui non parliamo di politica, sia chiaro, ma il fatto che quando noi facciamo la nostra gara ci danno una grossa mano, gli assistenti civici, lo IO, tutti partecipano al divertimento. Oggi ce lo diamo una mano noi, portando gente, portando divertimento, portando sport. Quindi l'abbinamento volontariato funziona in maniera eccezionale. Bravi, questi ragazzi di San Patrizio e il festival se lo meritano proprio. Tutti gli anni più o meno in questo periodo cade. Questo periodo sempre, adesso dipende sempre un po' com'è il calendario, però tendenzialmente è l'ultima settimana di maggio, la prima di giugno, poi più o meno sempre, di solito sono 2 weekend. Diciamo buon lavoro ai ragazzi, vogliamo salutare anche gli amici di Obiettivo Casa che ci hanno sempre dato una mano, quindi anche noi li vogliamo salutare e ringraziare. Ho visto le loro cartellonisti che sta prendendo piede questa bella idea di proporre questi progetti chiave in mano che loro realizzano tutti assieme, sono un bello staff. Vedo che qui lavorate di comunità, insomma, Alberoni. L'unione va alla forza, nel vero senso della parola. Siamo dell'Unione dei Comuni della Bassa. Guarda, mi togli la parola, mi dai lo sprint per dirti che lunedì prossimo abbiamo un incontro, perché a livello di Bassa Romagna stiamo cercando di organizzare qualcosa a livello podistico. Organizziamo questa gara che praticamente è il recupero della gara che non abbiamo fatto delle promesse di Romagna. Per motivi di discrepanza di anni di categorie, la facciamo qui alla Festa dell'Unità, che ci ospitano ben volentieri. Percorso un po' diverso, ma purtroppo non si poteva fare diversamente. Mauro, sei tu la staffetta questa sera? Sì, sono la staffetta Sei pronto? Non lo so. Corrono, Lo so che ma anch'io corro. Bravo. A piedi, ma con la bicicletta sei ben attrezzato? Forte in bicicletta. Piace correre? Sì. Con i bimbi, guarda che c'è qua un bimbo vicino a noi. Ryan, tu corri? Sì. Conosci questo bimbo? Si chiama Tobia. Fate piacere, vi conoscete. Tobia, ti presento Ryan. Ryan ti presento. Guarda che bella amicizia che si fanno qua. Ciao Sofia, sono qua. Tutto a posto? Sì. Senti, ma quella bimba lì cosa ha fatto? Guarda che cosa c'ha in faccia. Vieni qua, dimmi che cos'ha. Oh, un trucco. Davvero? Vieni qua vicino a me per favore. Come ti chiami? Benedetto. Ciao Benedetto, ma dove sei andato a farti questo trucco te? Chi ti ha truccato così bello? Guarda. Ti piace questo bel trucco? Sai che mi sembra una farfallina? Sì. E gliel'hai chiesto a te questi colori? Sì. Come sei bella, ma ti sei vista allo specchio? No, dopo ti vedi allora. Vi piace ragazze la bimba? Sì. Lo volete fare anche voi? Io no. Volevo dirti che io c'ho un tatuaggio. C'hai tatuato? Non c'è più, non lo vedo. Dov'è? Cosa c'era? Cosa c'era? C'era un pinguino. C'era un pinguino. Tu Lara? Ah, ma allora qua tutti i tatuaggi, adesso andiamo verso le farfalle. Io non me li posso fare. Perché? Ti piacciono? Dai, va bene anche così. Ragazze, voi? Tutto a posto? Vi piace il castello? Sì. Ci andrete dopo? Sì. Allora diciamo evviva la festa di San Patrizio. Sì. Viva la festa di San Patrizio. Cold, China white. She's
cigarettes, and cocktail gloves and strapless dress. She cuts a perfume silhouette, but she's a dark angel wearing dark glasses, a fleeting beauty as the nighttime passes. I said, black car, look better in the shade. Black cars, look better in the shade. Un bellissimo castello che piace ai bambini, siete state prese d'assalto dalle prime ore del pomeriggio, immagino. Sì, infatti appena siamo arrivati tutti i bambini erano già qua e sono stati contenti, felici di salire sul gonfiabile che è assolutamente gratuito a loro disposizione. Secondo me è un'idea bellissima, anche perché i bambini intanto portano gioia, poi quando si divertono loro si divertono anche i grandi. Lei si chiama? Silvia, Paola. E siete le responsabili di questo bel laboratorio, che cosa farete in questi giorni della festa? Ogni sera abbiamo un laboratorio diverso, dalla pasta al sale alle cornici alle letture animate e niente, cerchiamo di intrattenere i bambini mentre i genitori magari mangiano qualcosa e dare un po' di spazio anche per loro. Sì, infatti loro si divertono tanto, ogni sera vengono da noi, facciamo queste bellissime cornici di mare con la sabbia, con le conchiglie, si divertono tanto, stanno un'oretta e mezza, 2 anche con noi. Battiamo un mito che i bambini stanno solo sui tablet, sui cellulari, guardano solo internet. Qualche volta riusciamo anche a portarli a lavorare ancora con le mani, che crea intelligenza e gli apre la mente. Quando c'è l'alternativa gliela si deve creare però naturalmente. E questo infatti, per questo volevo sottolineare questo bel momento di questa zona. Bravi ragazzi, brava la Festa dell'Unità che ha pensato a questo. Grazie, noi ringraziamo.